Corsa di chiusura dall'Arcoveggio, non corre Zaffiro Best, sono 8 al via, 1 Zodiac 5 Lux, 2 Zeila MJ, 4 Zagor MTT, 5 Venuschi Etoile, 6 Vasterbo Sky High, seconda linea 7 Zoe GMG, 8 Zingaro Ross, 9 Zorador. Chiusura ai favori per Venuschi Etoile, numero 5 VP dell'Annunziata, partenza con Zagor MTT e Venuschi Etoile che lottano, passa Venuschi Etoile su Zagor MTT, più indietro c'è Zodiac 5 Lux, Venuschi Etoile in vantaggio sulla piegata, primi 200 metri completati nell'ordine del 14,2, seconda posizione per Zagor MTT, mentre più indietro sbaglia Zodiac 5 Lux. Numero 1 Zodiac 5 Lux Così, squalificato. i primi 400 metri sono percorsi dalla testa in 29,4, 15,2 ora di frazione. Terza posizione passata Zoe GMG. Tanto Venuschi Etoile fa andatura, prende un po' la mano a VP dell'Annunziata, i 600 in 44,2. Stacca Zagor MTT che è ora a una ventina di metri, intanto Venuschi Etoile continua ad andare via di lena e il gruppo è abbastanza sgranato. Ora i primi due hanno staccato il resto del pelotoncino, hanno preso un netto margine di vantaggio, 58,4 i primi 800 metri per Venuschi Etoile che sta andando via davvero a grande andatura, a 1,13,5 il chilometro. Il solo Zagor MTT rimane lì a contatto e ora tenta di avvicinarsi perché ovviamente Venuschi Etoile ha speso tanto. Gli altri non riescono per il momento ad avvicinare i primi due, intanto ancora un parziale in 15,4. Zagor MTT però si avvicina, Venuschi Etoile ha ancora una lunghezza abbondante di vantaggio a metà della curva finale. 250 alla conclusione con Venuschi Etoile e Zagor MTT staccati avanti a tutti. Venuschi Etoile riprende una lunghezza e mezzo, ma Zagor MTT si lancia a centropista su Venuschi. Venuschi Etoile, ma Zagor MTT ha naturalmente maggiore riserve in corpo e viene a vincere sullo stesso Venuschi Etoile, mentre terzo posto. Andiamo a rivedere le immagini della vittoria di Zagor MTT che con Nando Pisacane coglie così un doppio in giornata. Il secondo posto per Venuschi Etoile che si è letteralmente scatenato sul percorso, mentre per il terzo a netto intervallo è il numero 6 Vasterbo Sky High che ha la meglio nei confronti di Zingaro Ross. È tutto per questo convegno di corse dall'Arcoveggio, l'appuntamento è per giovedì prossimo.